tutti. Che è sempre alla regia. Oggi ci troviamo a Scano Montiferro e siamo in compagnia di Federica e Marcella dell'associazione Archeoattivamente. Quindi chiedo subito a Federica di introdurci a quello che visiteremo oggi. Oggi ci faranno da guida, ci accompagneranno alla scoperta di questo bellissimo territorio, un altro territorio che è fuori dalla maggior parte degli itinerari turistici, nonostante sia veramente interessantissimo e di grande bellezza sia naturalistica che per l'interesse del suo patrimonio archeologico. Giusto, Federica? Giusto, giustissimo, assolutamente d'accordo. Andremo a vedere due nuraghi, un nuraghe quadrilobato che è l'unico del territorio scavato stratigraficamente e un nuraghe monotorre che invece non ha mai avuto nessuno scavo stratigrafico ma che si conserva perfettamente e potremo vederlo in tutta la sua interezza, diciamo. I nomi dei siti li possiamo rivelare. Scusate, non volevamo dire troppo. Stiamo parlando del nuraghe nuracale e del nuraghe abaudi, quindi il quadrilobato nuracale e il monotorre abaudi. Tra l'altro Federica è archeologa, quindi ci racconterà anche qualcosa in più degli scavi che sono stati fatti e degli interventi che sono stati fatti al nuraghe. Esatto. Grazie. Invece vorrei chiedere a Marcella di raccontarci qualcosa in più della vostra associazione. Sì, certo. Allora, noi siamo un'associazione Archeoattivamente. In realtà oggi siamo in due, ma manca la nostra collega Sofia, che salutiamo in diretta, che ci sta seguendo. Noi siamo 3 archeologhe, 3 guide turistiche. Dal 2017 ci siamo riunite proprio per la nostra passione per l'archeologia, per la storia, insomma, e la nostra voglia di divulgarla un po' a tutti, ecco. Quindi oltre alle guide che facciamo sul territorio, noi ci occupiamo di laboratori didattici, quindi andiamo nelle scuole, soprattutto nelle elementari per lo più, ma facciamo dei progetti anche con le scuole superiori, soprattutto nella città di Sassari, e insomma ci divertiamo anche a diffondere un po' la nostra visione dell'archeologia, le nostre idee. Grazie. Quindi insomma ci racconteranno oggi questo bellissimo territorio e scopriamo anche giorno dopo giorno veramente quante persone anche preparate, in gambe, appassionate e che lo fanno col cuore, si vede dai sorrisi. Ci sono in Sardegna anche per scoprire i monumenti, quindi con delle guide che veramente ve li sanno raccontare, ve li sanno spiegare. Non ho chiesto il feedback audio-video, quindi lo chiediamo adesso, anche se sono passati un po' di minuti. Speriamo che oggi la connessione sia migliore di ieri. Siamo venute proprio in paese per non rischiare di avere una situazione come quella di ieri, anche se pure ieri eravamo dentro il paese, ma evidentemente le case in basalto alle reti internet non gli piacciono tanto. Quindi Adri, cosa mi dici dalla regia? Connessione ok. Connessione ok? Tutto perfetto. Tutto perfetto, bene. Grazie mille. Allora amici, avete visto, ieri siamo riusciti comunque a pubblicare in orario anche per chi ci sta seguendo da YouTube, anzi dopo 2 giorni di ritardo. Ieri abbiamo pubblicato su YouTube più di mezz'ora prima per errore. No vabbè, non è stato un errore, diciamo che è stato il fatto che siccome l'ho caricato dal telefono anziché dal PC per fare più veloce e avere 2 upload insieme, e quindi dal telefono non mi faceva programmare l'orario, per cui alle 9:10 aveva già finito ed è andato online, ma vabbè, invece su Facebook all'orario giusto alle 9:30. Quindi non perdete, mi raccomando, la puntata di stasera, anche perché questi sono 2 siti che particolari, soprattutto il nuraghe nuracale
Diciamo che questa è una delle prime visite che si possono fare dopo i lavori, giusto? Sì, in questo momento il sito non è appunto fruibile, non è visitabile perché ci sono stati dei problemi di statica che hanno creato dei crolli nel 2019 che ora sono stati ripristinati, sono stati restaurati, o meglio c'è stata una ricostruzione della parte crollata, ma purtroppo questi monumenti così delicati hanno tante parti fragili e chiaramente le piogge incessanti non aiutano e quindi chiaramente l'area archeologica in questo momento è tra virgolette interdetta, o meglio c'è proprio un'ordinanza che vieta l'ingresso. Ovviamente noi abbiamo tutti i permessi sia del comune sia della soprintendenza a fare questa visita, ma chiaramente non è una visita che consigliamo assolutamente di fare in autonomia perché il sito ha dei problemi di statica e soprattutto appunto vige un'ordinanza per cui è sempre bene non entrare senza l'autorizzazione. Esatto, poi insomma appena il sito sarà di nuovo fruibile, noi Sì. come sempre vi daremo tutti i recapiti delle guide che ci accompagnano, quindi le potrete chiamare per informazioni anche per visitare il sito con il vostro accompagnamento. Quindi anche qua, per chi non ci ha seguito l'altro giorno, noi con questi video, anche con questo tour, vorremmo far passare alcuni messaggi. Uno di questi è l'importanza di visitare i siti archeologici in modo consapevole e in sicurezza, perché chiaramente ci sono ovviamente anche dei siti che non hanno nessun problema, che sono liberamente accessibili e quindi dove vi invitiamo ad andare sia da soli che accompagnati, e degli altri siti che invece è bene visitare esclusivamente accompagnati da persone competenti che conoscono il sito e che sanno quali sono le problematiche specifiche sia per la sicurezza vostra che per la conservazione dei monumenti, che eventualmente anche per altri problemi come quelli relativi ai siti in proprietà privata di cui abbiamo parlato anche l'altro giorno. Che ore sono? Ovviamente ogni volta mi metti l'orologio lì ma io non lo guardo mai, quindi vabbè, sono quasi le 8:10, allora stiamo ancora qualche minutino. Vi invito, per chi non l'avesse persa, anche a guardare la puntata di ieri eravamo a Paoli Latino, quindi non l'abbiamo detto, prima siamo, per chi non conoscesse la Sardegna, siamo praticamente al centro della Sardegna, nella zona dell'Oristanello un po' allargata. Qua oggi in particolare siamo sul Montiferru, quindi dall'altopiano di Via Basanda ci siamo spostate sul Montiferru. Vi ricordiamo anche sempre che per noi è importantissimo anche avere i vostri feedback, quindi anche i vostri commenti, anche le critiche. Chiaramente noi stiamo sperimentando tutta una serie di soluzioni per poter essere ogni giorno online sia in diretta che a riuscire a caricare i video in tempo, e vi assicuro che non è facile con questi tempi ristretti anche a fare dei video così lunghi come quelli che stiamo facendo, quindi anche alcune scelte tecniche che magari possono essere tra virgolette criticabili spesso sono dovute proprio al fatto di trovare una mediazione tra i tempi e quello che vogliamo comunque fare proprio con questi ritmi. Diciamo, non abbiamo scelto di fare un video al giorno perché siamo fanatiche, ma perché ci teniamo a portarvi con noi in viaggio. Quindi chiaramente sì, se ci mettiamo un mese a montare il video potrebbe uscire anche un super capolavoro, anche magari molto più bello di quello che abbiamo fatto, ma non sarebbe la stessa cosa che raccontarvelo giorno per giorno, momento per momento. Ora ci vedete stamattina che stiamo per visitare i siti, quindi anche questo entusiasmo, questa voglia di passare questa giornata insieme, e poi stasera vedrete il risultato. Se ve lo facciamo vedere tra una settimana non sarebbe la stessa cosa. Tra l'altro ci tengo particolarmente alla giornata di oggi, anche perché questi due siti io stessa non li conosco. In realtà il nuraghe e Nurakkale ce lo scatta, penso almeno 15 anni fa. Non era visitabile all'interno, ricordo che c'erano dei puntelli, quindi comunque non eravamo entrati, ci eravamo fermati proprio fuori dal cortile eccetera. Tra l'altro c'era tantissimo fango, era pure inverno,
Sì, Eh, possibilissimo. e quindi non l'ho mai visitato nemmeno io, ma poi soprattutto, ecco, sono chiaramente da archeologa, avendo la fortuna oggi di essere guidata da due colleghe, sono anche molto curiosa di sentire meglio la parte relativa agli scavi che loro insomma ci illustreranno. Quindi assolutamente una puntata imperdibile. Bene ragazzi, sono le 8:10, se non ci sono domande, zero. Quelli di Instagram lo sentono bene l'audio, che il telefono è un po' più lontano? Ok, perfetto. Bene, allora noi vi diamo appuntamento alle 9:30 stasera con la quarta puntata. Vi ricordiamo che dopo pranzo diamo sempre un'anticipazione con le foto e che per supportarci basta anche una condivisione del video, un like, ma se volete supportarci un po' di più potete sia acquistare le magliette e i gadget sponsorizzati che fare una donazione. In cambio riceverete un voucher che vi permetterà di partecipare, di avere uno sconto dello stesso valore per partecipare a un'escursione o un viaggio di Sardegna Sacra. Quindi ci vediamo stasera, a più tardi, ciao amici!